Gloria al nome del Signore. Vogliamo rivolgerci all'Epistola ai Filippesi. Questa sera, con l'aiuto del Signore, vogliamo iniziare il meraviglioso capitolo 4, il capitolo conclusivo. Sappiamo che non c'erano i capitoli nel testo originale. I capitoli e i versetti nella scrittura sono un aiuto alla lettura, un aiuto moderno che è arrivato pochissimi secoli fa, quindi non è parte del testo, però ci aiuta a organizzare le nostre letture. E noi siamo arrivati quindi al capitolo 4 di questa bellissima epistola, questa epistola di Paolo in prigione e nella prigionia che viene narrata negli ultimi capitoli degli Atti degli Apostoli. E questo servo di Dio vuole incoraggiare dei credenti che hanno pensato a lui, che gli hanno portato un dono attraverso un credente di Filippi, Epafrodito. Questo Epafrodito però che si era ammalato, e quindi in qualche modo i credenti si erano preoccupati sia della commissione che avevano affidato a questo credente, sia della salute stessa del credente. E quindi Paolo coglie l'occasione per dare rassicurazioni ai filippesi riguardo a Epafrodito, e quindi scrive questa lettera in collaborazione con Timoteo, che probabilmente scrive sotto dettatura dell'Apostolo, e affida questa lettera a Epafrodito, anticipando quindi i motivi del ritorno di Epafrodito, quindi di questa sua malattia, ringraziando per il gesto generoso dei filippesi, e anticipando anche che sarebbe arrivato poi anche Timoteo, e se Paolo fosse stato liberato, anche l'Apostolo stesso aveva il vivo desiderio di rientrare in Grecia a rivedere le chiese, e tra queste anche la chiesa di Filippi. E la parte conclusiva dell'epistola, dopo le varie esortazioni, l'avviso di falsi dottori, il fatto che dobbiamo continuare ad avere Cristo come meta, che dobbiamo vivere per il cielo, vivere per la nostra cittadinanza celeste, nel capitolo 4 Paolo dà le note conclusive di questa epistola, lo fa largamente, quindi con molti versi. Iniziamo quindi la nostra lettura dal capitolo 4 al versetto 1, e sembra l'inizio di questo capitolo un'esplosione di affetto dell'Apostolo. Perciò, fratelli miei cari e desideratissimi, allegrezza e corona mia, state in questa maniera saldi nel Signore, o diletti. State fermi nel Signore. Quindi lo ribadisce, appena detto che noi dobbiamo camminare per il cielo, dobbiamo lasciarci le cose indietro, dobbiamo protenderci in avanti. E quindi conclude questo suo dire con state in questo modo saldi. Dio vi rivelerà le cose che non comprendete, ma quello che è importante è che voi rimaniate fermi nel Signore, che non oscillate, non vi allontanate e poi ritornate, non vi raffreddate e poi vi infuocate, rimanete saldi, rimanete costanti, perché questo sarà la garanzia della vostra salvezza. Ma questa piccola ultima esortazione che fa Paolo ai Filippesi la fa in mezzo a, dicevo prima, un'esplosione di affetto. Fratelli miei, cari, letteralmente amati, proprio dalla parola agape, e desiderati. L'idea è il dolore che si sente dal essere separati. Un po' questo desiderati è un po' quello che stiamo vivendo noi in queste settimane. Fratelli miei desideratissimi, sono in sofferenza nel vedere che sono lontano da voi. Questo è il senso. Fratelli miei cari e desideratissimi. Allegrezza, letteralmente gioia, che è la parola chiave dell'epistola, e corona mia, quindi mio motivo di vanto, mio motivo di lode, mio trofeo spirituale, siete voi. State in questa maniera saldi nel Signore, o diletti, letteralmente è amati. È la stessa parola che ho usato prima, che la nostra traduzione rende con cari. Cari e diletti è la stessa parola, è amati.
e il traduttore probabilmente per non fare la ripetizione ha usato amati scusate, ha usato cari e diletti, ma la parola è amati, quindi letteralmente noi potremmo dire: perciò, fratelli miei, amati e desiderati, gioia e corona mia, state in questa maniera saldi nel Signore o amati. Vedete questa esplosione di affetto? Eh, è l'esplosione che dovremmo avere noi tra qualche settimana quando ci rivedremo. Un'esplosione di gioia perché, essendo privati per un tempo, abbiamo compreso l'importanza della comunione fraterna. Ora, tra il verso 1 del capitolo 4 e il verso 4 del capitolo 4, verso 4 che è un po' la chiave dell'epistola: rallegratevi sempre nel Signore, ripeto, rallegratevi. Paolo si rende conto che dopo aver nel capitolo 2 esortato i Filippesi a essere uniti e concordi perché fossero la sua gioia, dopo averli esortati a essere saldi nel Signore, Paolo si ricorda di una situazione e inizia a parlare in modo specifico, perché quello che è stato il suo insegnamento generale non rimanga soltanto generale e così astratto, poco applicato, ma lui dice: guardate che quando io vi ho detto di rimanere saldi, uniti, concordi, gioiosi, non l'ho detto così come una lezione teorica, ma l'ho detto perché voi lo applichiate alle vostre situazioni personali. E quindi mentre dice fratelli miei, mia gioia, state saldi e rallegratevi nel Signore, si ricorda di un caso particolare che in qualche modo lo preoccupa, lo rattrista. È il caso di due sorelle in Cristo, di due credenti, due donne credenti della chiesa di Filippi, che sono Evodia e Sintiche. E il verso 2 dice: esorto Evodia ed esorto Sintiche a essere concordi nel Signore. Sì, prego pure te, mio fedele collaboratore, vieni in aiuto a queste donne che hanno lottato per il Vangelo insieme a me, a Clemente e ad altri miei collaboratori i cui nomi sono nel libro della vita. Cerchiamo di capire un po' questa parentesi che fa l'Apostolo all'interno della sua esplosione di affetto. Si ricorda che probabilmente è stato informato, molto probabilmente è stato informato da Epafrodito, che quando era arrivato a Roma gli aveva dato delle notizie riguardo alla Chiesa. E in qualche modo ha riferito Epafrodito che queste due sorelle erano in contrasto tra di loro. Ora, queste due sorelle non erano due sorelle appena arrivate o che rimanevano ai margini della vita della Chiesa, erano state delle donne in prima linea nel servizio al Signore. Qualcuno ha fatto delle ipotesi che queste donne potessero essere tra quelle che iniziarono a seguire Paolo quando si convertì Lidia e le donne che Paolo trovò vicino al fiume. Un'ipotesi, non lo sappiamo precisamente, ma sicuramente sono due donne che erano salde nella fede, almeno questo era il ricordo che aveva Paolo. E dice, dà proprio un'esortazione ed è un messaggio diretto, un piccolo bigliettino personale inserito in questa lettera: esorto Evodia, esorto Sintiche a essere concordi nel Signore, cioè a sentire la stessa cosa nel Signore. Questa espressione che usa Paolo è la stessa che lui aveva già usato, l'abbiamo visto nel capitolo 2, il bellissimo capitolo dell'incarnazione di Cristo, dell'umiliazione del Signore. E quando Paolo nel capitolo 2 al verso 2 dice: rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. L'espressione unico sentimento è lo stesso termine che lui osa applicare alla situazione di queste due donne. Esorto Evodia e Sintiche a avere uno stesso sentimento nel Signore.
in qualche modo queste due donne erano venute in conflitto personale, una contro l'altra, e probabilmente si erano create delle fazioni o una criticava l'altra. Qualche commentatore si è spinto a dire che queste due donne erano arrivate ad avere questioni civili tra di loro che avevano chiamato in causa anche delle azioni legali. E allora questo potrebbe spiegare il motivo per cui Paolo chiede un intervento di uno degli anziani della chiesa di Filippi, proprio per evitare che, cosa che lui aveva già commentato nell'epistola ai Corinzi, per evitare che la discordia tra due credenti diventasse poi di pubblico dominio, andando in tribunali, in avvocati e in situazioni di questo tipo. Quindi Paolo parla innanzitutto a queste due donne dicendo: esorto Evodia ed esorto Sintiche, una e l'altra. E vi faccio notare che qui Paolo lui sicuramente per dire questo aveva conosciuto da Epafrodito la situazione, quindi i motivi che avevano creato questo scontro, ma non prende le parti di nessuno. Non prende le parti né di Evodia né di Sintiche, perché la questione non era dare ragione a uno o all'altro, la questione era far ritrovare la concordia tra due persone. Del resto, se noi ci pensiamo, dando ragione a uno piuttosto che all'altro in una questione che ha rotto i legami fraterni, non aiuta a cementare di più i rapporti, perché dare ragione a uno piuttosto che all'altro non farebbe altro che allontanare una delle due parti. Quindi Paolo usa una posizione di grande equilibrio. Dice: ciò che è importante non è che vi si dia ragione, ciò che è importante è che voi continuiate a essere concordi nel Signore, che è stato un po' il motivo dominante di questa epistola. Quindi le esorta, non è un consiglio, è un'esortazione, è un accorato appello di Paolo perché queste donne tornino a essere concordi. Sì, prego pure te, mio fedele collaboratore, mio schietto, mio sincero collaboratore, vieni in aiuto a queste donne. Ora, su questa parola collaboratore ci sono state molte questioni, perché questa parola compare solo qui nel Nuovo Testamento, significa letteralmente l'affiancamento dei due buoi sotto un giogo, quindi di stare in collaborazione insieme, stare uniti nel lavoro. Però è una parola che non compare mai nel Nuovo Testamento, e moltissimi sono dell'idea che forse più che collaboratore questo sia un nome personale, Zigo, che probabilmente era un anziano. Poco cambia, potrebbe essere una nota: prego te pure fedele e sincero Zigo, come se chiamasse il nome personale di un credente, vieni in aiuto a queste donne. Quello che importa è che sta parlando a uno dei responsabili della chiesa, probabilmente il pastore o uno degli anziani. Vieni in aiuto a queste donne. E qui specifica Paolo la grande stima che ha, non sta criticando, non sta giudicando queste donne, anche se non dà loro ragione e le esorta vivamente, non le sta smontando, ma piuttosto sta dicendo: per la grande e benedetta testimonianza che loro hanno dato, dobbiamo assolutamente andare in loro aiuto e far sì che tornino a essere concordi, perché questo potrebbe avere delle conseguenze, intanto per l'anima loro, per la testimonianza. Ci dobbiamo ricordare, fratelli, che più ci viene dato, più ci sarà richiesto, più si è esposti e più il pericolo di fare danno all'opera del Signore è maggiore. E queste donne, dice Paolo, hanno lottato, letteralmente hanno faticato con me per il Vangelo, insieme a me, insieme a Clemente e ad altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel libro della vita. E questa espressione, il cui nomi sono nel libro della vita, può farci pensare, forse non è scritto, non è detto, ma forse l'idea è questa, che alcuni di questi collaboratori di Paolo erano morti. E noi sappiamo che il martirio
a quei tempi non era una cosa rara, c'era la persecuzione col sangue, coi roghi, con le arene. Quindi Paolo sta dicendo, queste donne hanno lavorato per il Signore, hanno faticato, hanno sofferto con noi, hanno pagato il prezzo della testimonianza del Vangelo e quindi devono continuare ad andare avanti così, per il bene loro, la salvezza loro, perché non vengano prese nel laccio del maligno e perché anche la testimonianza non sia danneggiata. Un mondo che le ha viste combattere strenuamente per la fede ora le vede separate come persone che non conoscono l'amore di Cristo. Ora, questo passo nobilita anche il ruolo della donna. Voi sapete che c'è sempre il dibattito sulla possibilità di servizio della donna nella Chiesa. Sicuramente Paolo è chiaro nell'insegnare che alla donna non spetta il ruolo di guida nella Chiesa, il ruolo di ministero della parola a guida del popolo del Signore. Ma questo passo nobilita il servizio di queste donne, che donne e uomini insieme nel Signore possono soffrire per il Signore, possono testimoniare del Signore, possono faticare e lottare per il Signore, possono essere strenui collaboratori gli uni degli altri, perché non c'è predominio, non c'è supremazia tra i credenti, ma soltanto diversità di ruoli. Però qui noi possiamo vedere che ci sono delle donne che hanno lavorato e hanno speso la loro vita nel Signore, e questo ci incoraggia, fratelli e sorelle, a servire il Signore con tutto quello che il Signore ci concede di fare. Quindi, chiusa questa parentesi che un po' preoccupava l'Apostolo, un po' forse il pensiero era: io adesso sto per dire che si devono rallegrare nel Signore, devono essere concordi nel gioire dell'opera del Signore, ma cosa lo dico a fare se poi alcuni di loro sono in conflitti personali? Quindi ha cercato di risolvere con dei consigli pastorali questa situazione per poi riprendere il suo argomento. Versetto 4: rallegratevi sempre nel Signore, ripeto, rallegratevi. E qui noi vediamo la completezza di questo concetto. Inizialmente, nella prima parte dell'epistola, noi abbiamo più volte meditato, considerato che Paolo dice rallegratevi, rallegratevi, siate allegri nel Signore, io mi rallegro dell'opera del Signore. Poi abbiamo visto, se vi ricorderete, nel capitolo 3, Paolo aggiunge la causa della nostra allegrezza. Non è la gioia che si può trovare in questo mondo, ma è nel Signore. Letteralmente anche nel versetto 4 del capitolo 4 è rallegratevi nel Signore, e a questo punto al capitolo 4 Paolo aggiunge un altro pezzo, quindi rallegratevi nel Signore sempre. Quindi deve diventare la costante del credente, l'allegrezza nel Signore. I motivi che Dio ci dà per essere allegri sono motivi che non vanno via, sono motivi che rimangono, sono delle costanti, e sono proprio questo tratto di costanza che ci permette di rimanere sereni anche nelle prove più ardue. Così l'Apostolo prosegue e dice rallegratevi, siate sereni, siate saldi nel Signore, costanti, continuate così, perché questo sarà una grande testimonianza per quanti vi osservano. E il versetto 5 dice: la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. La vostra mansuetudine, o la vostra amabilità, o la vostra gentilezza. Questa parola è usata da Giacomo, è usata da Pietro, è usata ancora da Paolo, è usata da Paolo quando consiglia a Tito di dire ai credenti che non devono contestare le autorità, non devono essere sempre animosi, scontrosi, scettici, critici, in contrasto con le autorità, ma devono essere sempre pieni di gentilezza nei confronti di tutti.
Pietro dice questo termine mansuetudine, amabilità, gentilezza, lo usa quando dice comportatevi con sottomissione ai datori di lavoro, non solo quelli che sono buoni, ma anche quelli che non sono amabili, e la parola è questa. E quindi Paolo dice la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. In altre parole dice smettete di farvi le vostre ragioni tra gli uomini, perché il Signore è vicino. Quindi è importante intanto che rimaniamo saldi e non ci facciamo prendere dalle situazioni di questa vita che possono in qualche modo intaccare la nostra fede. E poi tanto il Signore è vicino, quindi se anche stiamo soffrendo, sia nota la nostra mansuetudine, perché tanto presto torna il Signore e ci prende, quindi ogni nostro affanno sarà interrotto perché entreremo nella gloria. Quindi è sicuramente un secondo messaggio che l'Apostolo dà a Evodie e Sintiche, è un incoraggiamento a tutti i filippesi ed è un insegnamento per noi. Vogliamo continuare a mostrare a tutti la gentilezza che procede da un cuore che ha conosciuto il Signore. Verso 6. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. Non angustiatevi di nulla, non siate in ansia di nulla. Questa parola è esattamente la stessa che noi troviamo in Matteo capitolo 6, il capitolo delle ansiose sollecitudini, dove per 6 volte questo termine è citato dal Signore. Non siate in ansia, non siate in ansia di che mangerete, non siate in ansia di che berrete, per 6 volte. Questa parola, non angustiatevi, non siate in ansia, non vi affannate, è la parola che viene usata da Gesù quando si rivolge, vi ricordate, a Marta. Marta, Marta, tu ti affanni per tante cose, tu ti angusti, tu ti rendi ansiosa per queste cose. La parola è questa, non angustiatevi di nulla. Quindi Paolo riprende l'insegnamento di Gesù, lo prende direi quasi alla lettera e rinnova l'insegnamento di Cristo. Non dobbiamo essere in ansia, ma in ogni cosa, anche le più grandi preoccupazioni, facciamo conoscere le nostre richieste a Dio, non le teniamo nascoste. Non ci nascondiamo facendo finta di essere dei supereroi senza difficoltà, ma una cosa è avere un quadro realista della situazione e una cosa invece è considerare, negare i problemi. No, noi sappiamo che abbiamo i problemi, abbiamo delle difficoltà, ma questo non ci rende ansiosi, perché noi possiamo tutto quello che ci preoccupa possiamo portarlo al Signore in richiesta. Quindi la parola è chiara, non è portarlo al Signore con un discorso largo per far capire al Signore in modo indiretto che se si accorge di noi, che abbiamo qualche problema, forse può fare qualcosa per noi. No, Paolo dice, Dio è nostro Padre, possiamo andare a Lui direttamente, fate le richieste, richiedete al Signore, fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, ma, dice, accompagnate da ringraziamento. E su questo noi dobbiamo fare una riflessione. Paolo dice, voi dovete sempre accompagnare le vostre richieste, le vostre suppliche, le vostre preghiere con ringraziamento. Sempre. E come si può ringraziare di qualcosa che non si è ancora ricevuto? Una persona ben educata ringrazia quando riceve, ma non prima. O se vuole far capire che si fida pienamente, dice ti ringrazio in anticipo. Beh, noi dobbiamo fare un passo in più come credenti. Noi non ringraziamo in anticipo dicendo mi fido di te. Noi ringraziamo il Signore perché sappiamo che in ogni caso che Lui risponda come intendiamo noi o non risponda, noi continuiamo a avere motivi di ringraziamento per il Signore, perché Lui ci ha salvati, siamo Suoi figliuoli. Il semplice fatto di poter andare a Lui e fargli delle richieste come figli con il Padre, beh, ci deve permettere di ringraziare il Signore, perché chi può andare al Signore a fargli delle richieste come un figlio?
Siamo veramente in una posizione di grande privilegio, perché in ogni caso noi siamo arrivati al Signore, in ogni caso siamo arrivati al trono di grazia e di questo dobbiamo essere grati a Dio. E Paolo dice: fatelo, ringraziate il Signore così, pregatelo, esponetegli le vostre preoccupazioni, fatelo in questo modo, senza angustiarvi di nulla, e capiterà qualcosa che voi non immaginate: la pace di Dio, cioè qualcosa che scende dal trono di Dio, qualcosa che è proprio di Dio, quella pace che procede da Lui e che supera ogni comprensione. Custodirà i vostri cuori, i vostri pensieri in Cristo Gesù. Letteralmente questa pace farà la guardia, farà i turni di guardia davanti alla porta del vostro cuore, davanti alla porta dei vostri pensieri, in Cristo Gesù. Perché dice questo Paolo? Perché ha appena detto che c'è la possibilità che ci possiamo far prendere dall'ansia. E quando qualcuno si fa prendere dall'ansia, il suo cuore inizia a battere all'impazzata, i suoi pensieri non sono più lucidi, inizia a pensare cose che non deve pensare, a vedere le cose come non sono. L'ansia ci allontana dalla visione paterna di Dio che si prende cura dei suoi figliuoli. Allora Paolo dice: non angustiatevi, chiedete a Dio con tutto il vostro cuore, fiduciosi, andate a Lui e ringraziatelo già per il semplice fatto che potete chiedere liberamente. E voi scoprirete che Dio incaricherà la sua pace di scendere come un plotone armato, schierarsi davanti alla porta del vostro cuore e fare la guardia affinché nessuna ansia, nessuna preoccupazione venga a darvi tremore e mettere in pericolo la vostra serenità. Quindi la pace di Dio diventerà il vostro custode, custodirà il vostro cuore, continuerà a tenerlo vicino al Signore. Io penso che possiamo prendere questo consiglio, penso che possiamo andare al Signore senza ansia. Ci sono cose che noi non comprendiamo, ma sicuramente il Signore sa come prendersi cura di noi. E quindi vogliamo andare al Signore, fare le nostre richieste, aprire il nostro cuore. Forse non sappiamo neanche bene che cosa richiedere, ma se noi faremo queste preghiere con grande ringraziamento, con piena fiducia, il Signore risponderà intanto mandandoci la sua pace. E dopo averci mandato la sua pace, noi sentiremo nel cuore che questa pace ci custodirà, ci proteggerà, e allora non temeremo più nulla. Ci fermiamo qui. Questo brano è molto ricco, poi inizia Paolo con un elenco di argomenti che devono popolare la nostra mente. Lo vedremo, Dio volendo, venerdì sera. Continuiamo a pregare il Signore. Vogliamo già da questa sera, se non l'abbiamo fatto mai prima, pregare applicando l'insegnamento della parola, quello che abbiamo meditato questa sera. Facciamo conoscere le nostre richieste a Dio in preghiere e suppliche accompagnate da ringraziamento. Del resto Paolo diceva: se vi rallegrate nel Signore, non potete poi non ringraziarlo per le cose meravigliose che Lui fa. Pertanto, fratelli, continuiamo a rimanere saldi nel Signore, sempre allegri, incrollabili, sapendo che la nostra fatica non è vana nel Signore. Il Dio ci benedica.